Do it, do it, do it, do it. Come on. Siete con Penalty, ogni domenica in diretta alle 19:30, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Allora, è arrivata una notizia praticamente ultima ora, la scomparsa di un allenatore importantissimo che è Vujadin Bosco. Sì, il calcio è decisamente a lutto, il calcio italiano ma il calcio internazionale in generale. Oltre che un grande allenatore che ha vinto in Italia, se ne va anche un grande personaggio, le sue massime, i suoi aforismi. È vero. Sicuramente gli appassionati di calcio lo ricorderanno con grande affetto e ricorderanno anche, Ettore, il fatto che comunque Boskov sia stato un esempio di come però nel calcio ci vuole pazienza. Il suo ciclo nella Sampdoria è stato costruito tassello dopo tassello, stagione dopo stagione. E la sua prima esperienza in Italia con l'Ascoli non fu fortunata. Non fu fortunata, però poi dopo trovò il cerchio giusto a Genova. Tra l'altro è stata una settimana particolarmente nera per quanto riguarda insomma, le notizie legate al mondo del calcio, con un'altra scomparsa importante, quella di Tito Vilanova, l'allenatore del Barcellona. Prima di dedicare proprio al grande allenatore del Barcellona una clip, voglio scambiare una battuta veloce con Antonio, allenatore. Cosa passa nella mente dei giocatori che insomma, vedono scomparire un punto di riferimento, perché lo è stato sicuramente nel Barcellona Tito Vilanova? Ma gli allenatori hanno, diciamo sì, nelle loro giornate che sono assieme diciamo sì, ai ragazzi, perché sono ragazzi anche quelli che giocano a quei livelli, hanno sempre delle battaglie da fare, no? Quindi quando ti trovi in una situazione come questa, quindi in una battaglia che poi alla fine ti porta purtroppo alla sconfitta definitiva, è una brutta cosa. Sicuramente il calciatore che ha vissuto, con chi li ha motivati, con chi li ha per una battaglia, per tutte le battaglie, sicuramente è una sconfitta molto più importante. Allora, noi di Penalty abbiamo deciso di dedicare una clip proprio al grande Tito Vilanova, che ha vinto praticamente tutto con una squadra straordinaria che è stato ed è ancora secondo me il Barcellona. Omaggio di Penalty a Tito Vilanova. Da calciatore Tito Vilanova non aveva lasciato il segno. Una modesta carriera da centrocampista in diverse squadre della Serie B spagnola, dal Figueres al Badajoz, fino al ritiro a 33 anni, quando ha scelto di ricominciare dalla panchina. Ma il 44enne di Belcaire d'Empordà, che 10 anni dopo è arrivato ad allenare il Barcellona, ha respirato blaugrana fin da bambino. Nel club catalano è arrivato a 16 anni, è là che ha imparato a giocare, restando poi per 5 anni in forza alle giovanili. In quella squadra di ragazzini divideva lo spogliatoio con Pepe Guardiola, che poi nel 2007, molti anni dopo, lo chiamerà ad allenare il Barcellona B.
Dalla stagione 2008-2009 il secondo allenatore della prima squadra e insieme al vecchio amico Pepe sarà protagonista di una serie ininterrotta di successi, 13 titoli in 4 anni. Anche conosciuto come l'uomo ombra di Guardiola, il lavoro di Vilanova è stato in realtà fondamentale per trasformare il Barcellona in quella che per molti è la squadra di calcio più forte del mondo. Schivo, grande lavoratore, Tito Vilanova è uno che lavora dietro le quinte, fino all'estate 2011 era sconosciuto a molti. Affinché il suo volto facesse il giro del mondo, ci volle José Mourinho che alla fine della partita di Supercoppa tra Barcellona e Real Madrid, vinta dai catalani per 3-2, lo sorprese alle spalle ficcandogli un dito nell'occhio. Poi a maggio del 2012 arriva l'occasione che Vilanova attendeva da una vita. Pepe Guardiola rinuncia alla panchina del Barça e il designato a sostituirlo è proprio lui. La nomina di Vilanova ha spazzato via le voci che lo volevano eterno allenatore in seconda. Per commemorare il passaggio del testimone, la società organizzò anche una partita di calcio a 5, nel quale una squadra guidata da Guardiola ha sfidato un'altra con Vilanova in panchina. Vull dedicar aquest títol a Tito Vilanova. Doveroso omaggio per un grande del calcio mondiale che ci ha lasciato fine scorsa settimana, Tito Vilanova. C'è stato un attimo di brividi all'interno dello studio perché comunque la morte, seppur in maniera così violenta,
dà sempre una forma di pensiero forte, no Carmelo? Ah, sì, sicuramente, un po' chi segue il calcio ha procurato parecchio dispiacere, perché comunque un personaggio a cui molti appassionati si erano affezionati. Benissimo, giriamo pagina e così insomma rianimiamo un pochettino l'atmosfera nei nostri studi, anche perché i ragazzini per esempio erano abbastanza attratti da queste immagini, perché insomma voi conoscevate insomma Villanova, no? L'allenatore di Messi, chi non conosce giustamente il grande Tito Villanova. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con la schermata dei play-off e play-out del girone A, la schermata che possiamo vedere, e nel frattempo la possiamo anche commentare con Carmelo, perché poi dopo i tecnici ci daranno il loro pensiero. Allora, parliamo del girone A, la Leonfortesa, la grande, ha vinto il campionato ormai da parecchie settimane. Ragazzini, mi fate una cortesia, possiamo fare un applauso alla Leonfortese? Qui abbiamo il direttore sportivo, per cui una bella soddisfazione. Rivediamo la schermata perché dobbiamo parlare di play-out e play-off. Eccola qua. Play-out e play-off, e parliamo di una giornata piena di sorprese. Questo girone A di eccellenza si conferma scoppiettante e sempre imprevedibile. Vanno a casa la seconda e la terza classificata in regular season, il Marsala espugna il campo dell'Alcamo ai supplementari, altrettanto fa la sempre più stupefacente Parmonval, che espugna il campo di Cammarata, vince 2-1. Che se avevamo detto bene, se ti ricordi, sulla Parmonval, insomma, noi di penalty ci spendavamo con una certa continuità. E addirittura, Ettore, la Parmonval avrà la possibilità di giocare in casa con 2 risultati su 3 dopo i supplementari. La finale con il Marsala. Il Marsala sotto l'aspetto tecnico, va detto, forse ha qualcosina in più, però il fattore campo a questi livelli può incidere. Brevissima premessa, torna dopo appena un anno in promozione il Rocca di Caprileone, l'1-1 permette al Mazzara di salvarsi. Infatti, allora, direttore, dobbiamo per forza fare a lei questa domanda. L'Alcamo, dopo questa insomma, debacle in casa con voi, dove sperava di vincere per poter accedere al campionato di CND, e c'era vicina perché insomma ha sbagliato anche un calcio di rigore, adesso giocando in casa la semifinale playoff ha perso col Marsala. Che è successo secondo lei? Diciamo che è una conseguenza sulla delusione del campionato, perché praticamente sono arrivati lì, hanno perso ed oggi purtroppo hanno riperso di nuovo, perché sicuramente le motivazioni dell'allenatore, del bravissimo allenatore Riccardo Chico, non sono bastate alla forza del Marsala, che ha preso i playoff l'ultima giornata e quindi... L'ha presa anche in un momento di grande forma. Sì, l'ha preso proprio comunque nelle ultimissime giornate, è arrivata al quinto posto e quindi è arrivata più carica. Sì. L'Alcamo era scarica per la delusione e magari avrà affrontato la partita, perché è difficile per un allenatore ricostruire, È vero. attivare 15 giorni. È vero, è molto difficile. Di vicino abbiamo un allenatore che probabilmente ha sofferto anche lui le ultime domeniche, perché insomma anche loro erano in zona play-out, cercavano di tirarsi fuori, quindi ricaricare è sempre difficile. Sì, è molto difficile, soprattutto in questo caso aspettare i playoff dopo 15 giorni, 20 giorni di sosta non è facile. Non è facile. Va bene, allora vediamo adesso subito la schermata del girone B, abbiamo qualche notizia sui play-out, perché i play-off se non sbaglio sono ancora in stand-by. I play-off dobbiamo aspettare ancora una settimana, siamo legati all'eccellenza del Veneto. Torniamo sull'argomento. Se l'Arzignano, formazione che sta lottando per le prime posizioni nel girone A dell'eccellenza del Veneto, non dovesse vincere il campionato, come pare probabile, a 2 partite dalla fine, 4 punti sono difficili da recuperare sulla vetta, si deve fare uno spareggio tra le 2 semifinaliste di Coppa, Arzignano da una parte e Catania San Pio X appunto. Se la San Pio X dovesse vincere questo spareggio, a quel punto il suo posto nei playoff andrebbe preso dall'Igea Virtus. Benissimo. Quindi in realtà nel girone B di eccellenza non abbiamo ancora chiara nemmeno la griglia dei playoff. Mentre invece per i play-out si è chiuso. Meritatamente, dobbiamo dire, il Rosolini con le reti di Maieli e Martinez batte 2-0 il Rometta, salvezza meritata per gli Aretusei, altrettanto meritata retrocessione per il Rometta, che è stata, ha disputato una stagione all'insegna della mediocrità, si doveva ritirare, non si doveva ritirare, insomma è stato un campionato anomalo, strano anche per come è nata questa società. È vero. Va detto il verdetto del campo
campo è da accettare, e quanto mai fedele a quello che si Di questo girone A ne abbiamo parlato in maniera abbondante, quindi direi proprio di non allungarci, però siccome adesso il nostro ospite, il direttore della Leonfortese, tra poco ci deve lasciare, io a questo punto la domanda in prospettiva, prima dei saluti nei suoi confronti, dobbiamo per forza fargliela, ed è una domanda pesante. Che progetti ha la Leonfortese 2014-2015? I progetti sono abbastanza ampi, pieno di, come si dice, non direi di ambizione, però è la prima volta che Leonforte si affaccia in un campionato nazionale, tra l'altro rappresenta anche la provincia di Enna, che perché ritorna in Serie D infatti, dopo 20-25 anni circa, ai tempi dell'Enna, quindi è una piccola realtà. Si sta cercando di organizzare, ancora il presidente insomma, sta buttando le basi sia per la società, sia confermato per Mirto? È stato confermato, anche se Mirto è impegnatissimo nel corso di seconda categoria. Però dico confermato, sì, questo sì. è importante. Poi tra l'altro, ma poi lei prima, perché la provincia di Enna ritrova la Serie D dopo 22 anni, però voi sentite la responsabilità, una volta c'erano la Nissa, la San Cataldese, oggi voi rappresentate tutto il cosiddetto centro Sicilia, che comunque che magari non ci saranno i flussi di tifosi delle 3 aree metropolitane, ma che comunque... Attenzione perché il Catania non gioca in Serie A il prossimo anno, probabilmente, rappresentate comunque, direttore, un pezzo di Sicilia importante, No, questo- che spesso non è stata rappresentata a dovere. Questo sicuramente sì, anche se devo essere sincero, con questa ecatombe di squadre siciliane in Serie D ci ritroveremo solo 5-6 squadre in Serie D, e su un girone di 18 squadre 5 sono pochissime, perché togliendo le Messinese, il Noto, che spero e mi auguro che si iscriva, e l'Acragas, cioè, questa è la realtà del calcio di Serie D. L'Acragas, che teoricamente con ripescaggio Potrebbe arrivare ancora in anche Lega se i Pro. ripescaggi in Serie C sono impossibili, perché con il fatto della C2 che si chiude posti non ce ne saranno, però Insomma, lei mi sta dicendo che la prossima stagione comunque sarà una stagione impegnativa, è difficile, è e quindi difficile, quello però che- siete ottimisti. Ma noi, visto come sono andate le cose, bisogna Essere ottimisti, perfetto. bisogna essere... Super ottimisti, benissimo. Allora noi, direttore, la ringraziamo per la sua presenza, Sì, le auguriamo chiaramente il buon lavoro, perché adesso bisogna mettersi subito in moto per la nuova stagione. Fra 2 settimane finisce il campionato interregionale, quindi i campionati sono in piena però fase, diciamo. dietro insomma si lavora con una certa Io continuità. poi sono uno che prima bisogna iscrivere la squadra. e Certo, è vero, che poi tra bisogna l'altro illudere i è la giocatori, cosa più sì. difficile, perché costa iscrivere Infatti. una squadra del campionato interregionale. Grazie direttore Grazie Roberto a voi, Bellomo buona serata e buona prosecuzione. della Leonfortese, e salutiamo Carmelo, con lui chiaramente ci rivedremo la prossima settimana. Ci vediamo la prossima settimana, buona settimana a te e buona settimana a tutti gli appassionati di calcio, a domenica. Grazie. E salutiamo anche Federica. Oggi insomma lavoro molto limitato, perché come tutti ben sanno a fine stagione i risultati sono limitatissimi, però la presenza è sempre bella e garbata. Grazie Ettore, grazie, sempre gentilissimo. Sì, io come Carmelo auguro un buon proseguimento di serata poi in studio ai nostri telespettatori, e adesso vi lascio con la pubblicità. Rimanete con Penalty. Vittore,